tribale, antica e veramente così sconveniente, no? Andare a votare per eleggersi il Parlamento, il primo ministro, queste robe, diciamo così, oltrepassate da 900 e chi lo sta facendo proprio in questo momento è la Gran Bretagna. L'Inghilterra è al voto e ci sono insomma tutte le premesse per una campagna elettorale che farà sentire, scherzi a parte, il suo peso. Noi cerchiamo di capirci di più con il corrispondente del Times di Londra in Italia, Philip Villen, che è in onda con noi. Buon pomeriggio. Buongiorno. Buongiorno Philip Villen, è solo le 17, andando per stereotipi, l'abbiamo interrotta durante l'ora del tè? Sì, io sto qui da molti anni e il tè ho tendenza a dimenticarlo. Ah, ecco, ormai basta, ormai beve il caffè anche lei? Sì, infatti. Amaro o con lo zucchero? No, con lo zucchero. Con lo zucchero non è ancora completamente assimilato da questo punto di vista, è rimasto ancora un po' inglese. Bene, scherzi a parte, raccontiamo questa campagna elettorale inglese. Allora, abbiamo il presidente uscente Cameron, poi abbiamo Miliband, che è, diciamo, per spiegare agli ascoltatori, il candidato della sinistra, giusto? Esatto, sì. E poi per la prima volta però in una elezione inglese abbiamo una serie di schegge impazzite. Una più di tutti è Nigel Farage, l'UKIP. Esatto, sì, un personaggio molto colorito, molto simpatico, divertente e ha polarizzato molto l'attenzione sulla questione dell'immigrazione, su il ruolo della Gran Bretagna in Europa, se dobbiamo starci o anzi ritirarci totalmente, e dunque è stato uno dei personaggi dominanti di quest'ultima campagna. Ecco, raccontiamo una cosa, insomma, bisogna raggiungere la maggioranza in Parlamento dopo questa tornata elettorale e diciamo così prevedibile che né Cameron né Miliband riusciranno ad avere già subito un numero di seggi sufficienti a farsi il governo da soli. Per entrambi ci sarà bisogno di ricorrere a una coalizione, è così? Sì, è così. Il nostro sistema normalmente ci garantiva un risultato netto e un'alternanza fra il partito conservatore e il partito laburista. Appena arrivavano i risultati si sapeva chi aveva vinto e chi avrebbe governato. Però adesso, a causa di queste nuove schegge impazzite, l'UKIP, che ruba voti ai conservatori, e il partito nazionalista in Scozia, che ruba voti al partito laburista e sta su posizioni molto di sinistra. I due partiti che solitamente dominano la scena politica si trovano in una situazione di sostanziale pareggio, e con questi rivali minori che, rubandoli i voti, li impediscono di ottenere una vittoria netta, almeno secondo quello che dicono i sondaggisti. Ecco, questo quindi sarà lo scenario più probabile, però facciamo un breve passo indietro in un minuto, semplificando molto, dottor William, perché comunque per il pubblico italiano bisognerebbe fare 2 o 3 puntate solo sulla politica inglese, quindi vada veramente semplificando al massimo. In 2 minuti presentiamo i principali punti del programma di Cameron, di Miliband. Farage già è più conosciuto. Cameron su cosa ha puntato? Ma Cameron punta soprattutto sul fatto che l'economia sotto il suo governo in questi ultimi anni è cresciuto più di qualsiasi altro paese in Europa, e dice che ha salvato il paese da una situazione disastrosa lasciata dall'ultimo governo laburista, e l'ha messo su una strada di crescita, e che in sostanza il Partito Conservatore rappresenta
delle mani sicure per il paese, soprattutto per la gestione dell'economia. Il problema però è che alla fine di 5 anni al potere c'è in una grande parte dell'elettorato la volontà comunque di cambiare, e l'altro problema per Cameron è che anche se ha governato bene l'economia che sta crescendo, il cittadino britannico non sente ancora i vantaggi nella propria tasca, semmai l'elite forse sta già godendo dei vantaggi della gestione conservatore, ma l'uomo della strada ancora non sente benefici, e dunque per questo quello che doveva essere un vero punto di forza forse non avrà un effetto, comunque un effetto sufficiente sull'esito del voto. E mentre Miliband, che è un nome che è poco noto all'estero di politico inglese, però pare essere lì testa a testa, e anzi forse anche favorito, perché avrà più possibilità poi di fare una coalizione appunto con i nazionalisti scozzesi. Miliband su cosa ha puntato? Ma Miliband promette una società più equa, più giusta, promette degli aiuti a chi sta indietro, promette per esempio di spendere di più e di meglio sul sistema della sanità nazionale, che è stato un vanto della società britannica, però negli ultimi anni ha subito un declino, e lui dice che metterà investimenti per assicurare che la qualità del servizio dato a tutti i cittadini continuerà ad essere eccellente, e dice che sotto un governo conservatore non sarebbe così. In più promette di introdurre delle tasse più alte sulle persone estremamente ricche e sulle società che operano in Gran Bretagna. Fa delle promesse in campo economico e finanziario che hanno spaventato un po' gli operatori della City, la zona finanziaria di Londra, però che hanno un grosso appeal per l'uomo della strada, che spera in un miglioramento della sua condizione, e ancora non l'ha visto sotto Cameron. Ecco, andiamo invece a così immaginare quello che potrà essere il day after, sia che vinca uno sia che vinca l'altro. Insomma, Cameron dovrà cercare per forza l'intesa con i liberal democratici di Nick Clegg, però insomma la guerra elettorale proprio anche con i liberal democratici è stata serratissima durante la campagna elettorale. Esatto, praticamente i due partiti principali hanno detto che un voto per qualsiasi altro partito che non sia il loro è in pratica un voto per il loro rivale principale, dunque un voto dal punto di vista dei laboristi, un voto per il Partito Verde o il Partito Nazionalista in Scozia, toglie voti e seggi in Parlamento al Partito Laborista e favorisce i conservatori, e ugualmente i conservatori dicono: se votate per i nostri alleati liberal democratici, in sostanza state favorendo i laboristi, e ugualmente un voto per UKIP secondo i Tories è sempre un regalo ai laboristi. E il vero problema è che se il risultato finale è un sostanziale pareggio, è l'obbligo poi di formare una coalizione. Il vero problema è che i partiti che potrebbero mettersi insieme
sono fortemente divisi. Un'alleanza tra UKIP e i conservatori sarebbe difficile e problematico, e anche un'alleanza fra i laburisti e i nazionalisti scozzesi. Dunque è molto probabile che l'esito finale obblighi i partiti a formare delle alleanze un po' contro natura, e dunque c'è molta preoccupazione per un esito pasticciato da queste elezioni. Ecco, un esito pasticciato, lei che fa il corrispondente dall'Italia, ormai insomma dovrebbe averne conosciuti abbastanza. Per il pubblico inglese invece lei pensa che rappresenterà una novità, una cosa che darà insomma indignazione, darà una reazione negativa da parte dell'opinione pubblica britannica, che è un'opinione pubblica molto più attenta rispetto a quella italiana e molto più in qualche misura magari anche puritana sull'esito dell'elezione? Sì, penso che gli inglesi sono abituati ad avere un risultato chiaro e netto. Si vota, dopodiché c'è un nuovo governo e quel governo governa il paese per 5 anni, e dunque non sono abituati a risultati poco chiari. Il nostro sistema maggioritario è molto feroce nei confronti di chi perde, ma finora ha sempre avuto il pregio o quasi sempre il pregio di dare un risultato netto. Però questa volta forse non fornirà questo risultato. Però è anche vero che secondo dei sondaggi fatti ultimamente, il pubblico britannico preferisce che i partiti vincenti, se non riescono a formare un governo da solo, formino un'alleanza con altri partiti il più possibile compatibili con loro, e non vogliono, nel caso di un risultato poco chiaro, non vogliono andare entro poco tempo a nuove elezioni. Ecco, questa è l'opinione pubblica. Il messaggio, da quello che ho capito, che viene dall'elettorato, è che anche se non piace ai politici, devono in qualche modo trovare un accordo con potenziali alleati e formare un governo di coalizione, anche se per noi è una cosa abbastanza inedita. Ecco, le ultime due domande. Una, riguarda i finanziamenti. I partiti hanno un tetto di 30 milioni di euro soltanto da spendere in campagna elettorale. Questo è veramente un qualcosa di inconcepibile, non solo in Italia, ma anche in America, nelle grandi democrazie spettacolari. È un qualcosa che davvero riesce a rendere più effettiva la partecipazione e livellare le differenze economiche, quindi diventa tutto più competitivo, o i finanziamenti arrivano in altri modi? Ma penso che è una buona disciplina per i partiti. Se i soldi non sono tanti, bisogna ingegnarsi a trovare i metodi più efficaci di arrivare al popolo, e penso che in queste elezioni i media sociali, internet, Twitter, Facebook, questi strumenti nuovi che possono anche essere usati per la politica, sono stati molto adoperati. Poi naturalmente, come in tutti i paesi, i dibattiti in televisione hanno una grossa influenza sull'elettorato. Chiaramente, se i soldi sono limitati, non si può comprare i voti, ma bisogna veramente convincere con l'argomentazione l'elettorato. In questo caso molti elettori britannici hanno detto che sono piuttosto disgustati da tutti i politici, e penso che, come al solito, una grande fetta della popolazione non andrà a votare affatto. Ecco, e poi c'è la questione delle questioni, ossia l'uscita della Gran Bretagna dall'Unione Europea. Si parla di questo referendum nel 2017, e il fatto che si faccia o meno, da cosa dipende? Ma
se vince il Partito Conservatore, loro hanno promesso un referendum nel 2017 e se guadagna molti voti anche UKIP, magari prendendo molti voti ma pochi seggi in Parlamento, comunque quello rafforzerà questo messaggio da parte dell'elettorato che si vuole discutere ed eventualmente uscire dall'Unione Europea. Chiaramente l'industria e gli esponenti dell'economia sono spaventati da questa prospettiva e penso che ci vorrà comunque un dibattito molto approfondito prima di decidere, però chiaramente questo è una questione politica che da sempre ha diviso gli inglesi e i partiti maggiori negli ultimi anni hanno tentato di evitare di dilaniarsi su questa questione, però è stato messo di nuovo sul tappeto da UKIP e chiaramente c'è una grande fetta della popolazione che è molto sensibile a questa questione. A questa questione, ovviamente. Quindi noi questa notte avremo il risultato al più tardi domani mattina, insomma, vedremo che cosa succederà. Certamente è un voto importantissimo. Intanto io ringrazio Philip Whelan, corrispondente del Times di Londra da Roma, che insomma ci ha permesso di guardare dentro queste elezioni, diciamo, in presa diretta con gli occhiali giusti, gli occhiali da inglese. Grazie mille Philip Whelan. Grazie a voi. E questa è un po' la situazione che ci arriva da quel paese noto come Inghilterra. Tra poco cambiamo argomento e se tutto va bene vi parliamo delle pensioni, ma prima, Walk the Line, the home of blues. Vedi che bell'inglese, meno male che non l'ho sfoggiato con il nostro corrispondente. Lo mandiamo o stiamo andando in pubblicità? Stiamo andando in pubblicità, allora la mandiamo dopo. Ve la tengo lì. L'inizio. Avete sentito, la indovino con una. Dopo la pubblicità ve la mando. A tra poco. Davanti a voi un
E siamo tornati in diretta, come promesso abbiamo messo questa canzone Home of the Blues, la riedizione di Joaquin Phoenix di una grande canzone di Johnny Cash. A volte sono più belle le cose, però secondo me rifatte, anche tradite come ha fatto Joaquin Phoenix, piuttosto che l'originale, ma questa è una mia idea personalissima. Altra promessa mantenuta, ormai sono in transagonistica renziana, abbiamo anche Armando Siri ospite, quindi la svolta buona. Buonasera, ciao. Allora, Armando, partiamo da un argomento che sta tenendo banco, ed è l'argomento della consulta. Banco in tutti i sensi. Davvero, proprio, si salta il banco, si dice anche, della Corte Costituzionale che insomma ha bocciato una parte della riforma Fornero. Sì. Questa è l'informazione che è arrivata. Andiamo un po' nello specifico. Quale parte è stata bocciata dalla riforma Fornero? Sì, allora è stata, in realtà la Corte Costituzionale, diciamo che in qualche modo ha emendato quella parte di decisione di Monti, che prese il governo Monti, sulla rivalutazione delle pensioni oltre un certo limite. E questo che cosa è stato fatto? Perché per cercare di risparmiare, ovviamente si risparmia sempre sulla pelle dei cittadini, chiaramente. Poi quando è ora di staccare invece 2,5 miliardi a Morgan Stanley sui derivati, invece lì l'assegno è pronto subito. Quindi questa cosa la Corte Costituzionale con questa sentenza l'ha bocciata, cioè ha detto voi non potevate non rivalutare le pensioni dei pensionati che stanno prendendo la pensione, cioè non potete prendere i soldi togliendoli ai cittadini. E quindi adesso la Corte Costituzionale dice quei soldi che gli avete tolto glieli dovete restituire, non solo, ma da adesso in avanti glieli dovete riconoscere. E questo vale per quale fasce di pensioni? Questo vale per le pensioni dai 1.400 euro lordi. Quindi d'accordo? Comunque anche una fascia bassa, diciamo. Beh, sì, 1400. una fascia bassa perché 1.400 euro lordi sono circa 1.170 euro siamo al mese, a 1.200. linea di galleggiamento. Se non stiamo parlando dei super ricchi, delle super pensioni, così come vuole far credere Zanetti, che è il sottosegretario all'economia, a volte anche un po' contraddicendo quello che dice Padoan, cioè che viene fuori dicendo ma no, è ingiusto perché noi non possiamo dare i soldi a quelli che già ce l'hanno perché sennò c'è il problema intergenerazionale. Adesso stanno cercando ovviamente di rigirare la frittata. Di fatto la legge Fornero è una porcheria, la consulta un pezzo l'ha emendato, in realtà bisognerebbe cancellarla tutta, ma purtroppo, come sai, non abbiamo potuto ricorrere al voto popolare per questo, ma prima o poi questa legge dovrà cadere. Voi sapete quanto l'attività parlamentare della Lega si sta impegnando proprio per in questa direzione con dei progetti di legge che sono anche già pronti, e quindi spesso Salvini dice a Renzi incontriamoci su questo e vediamo, sono pronto subito. In realtà Renzi non si fa vedere di fatto. Quindi però questo segnale è importante. Devo dire una cosa, che purtroppo quando siamo di fronte a queste decisioni che vengono prese dal governo in modo malizioso, perché la legge di stabilità 2015, come sapete tutti, prevede, e se non lo sapete ve lo dico io, prevede le famose clausole di salvaguardia, l'articolo 45. Quindi che cosa fa il governo? Il governo già sapeva che era incardinata questa cosa alla Corte Costituzionale, e allora che cosa è che ha fatto? Ha inserito le clausole di salvaguardia perché dice mal che vada, noi cosa facciamo? Aumentiamo l'IVA e le accise. E quindi adesso il vero problema è che Renzi ci sta girando intorno perché siamo in piena campagna per le regionali, e quindi cosa sta facendo? Sta cercando di prendere tempo per poi prendere il provvedimento e dare la medicina amara subito dopo le regionali, ma in realtà la direzione è quella lì, perché a spanne mancano 8 e forse anche di più miliardi di euro intanto per compensare, diciamo, quello che è stato tolto, e poi c'è da affrontare gli anni successivi, quindi nei bilanci successivi, quindi 2015, 2016, 2017 servono ulteriori soldi, si parla di 17 miliardi di euro, quindi non si parla di 3 lire. Non solo, ma siamo in attesa del pronunciamento dell'Unione Europea riguardo il famoso reverse charge o split payment, per dirlo in queste parole inglesi incomprensibili, che di fatto vogliono dire semplicemente che lo Stato fa cassa con l'IVA degli imprenditori perché non gli riconosce più l'IVA sugli acquisti, e quindi soprattutto per la filiera, quella della grande distribuzione, tutta la filiera dei beni di consumo, alimentare, cioè quella che va direttamente al consumatore finale, incassando, cioè trattenendo l'IVA e dicendo se poi tu la vuoi me la devi chiedere, e quindi addossando ancora ulteriore burocrazia all'impresa,
perché naturalmente non ti basta che già mi tartassi con tutta una serie di adempimenti, cioè, ci aggiunge anche questa, che non mi riconosci l'IVA e che io per recuperarla ti devo fare una domanda aspettando i tuoi tempi, quando vorrai me la potrai dare. E così il governo fa cassa. Sono i famosi giochi di prestigio di Renzi, questi, con i trucchetti che fa. Allora, il tema si fa davvero caldo. Credo che il governo dovrà per forza venire allo scoperto. Si tratterà di tempo, cioè secondo me loro cercheranno il più possibile di prendere tempo con dei rattoppi, facendo vedere che non toccano niente, ma poi subito dopo le regionali arriverà la stangata, perché non c'è altra ragione. Poi c'è l'incognita Grecia, perché siamo di fronte a questo rimpallo continuo internazionale, cioè pagano, non pagano, si mettono d'accordo, non si mettono d'accordo. Tsipras dice se si mettono d'accordo il FIM con l'UE e la BCE bene, se no altrimenti noi non andiamo avanti. Insomma, c'è una partita difficile che si gioca sull'oro del baratro, perché chiaramente io penso, per ragioni speculative, che poi l'interesse di molti sarà quello di far saltare il banco della Grecia per far saltare a effetto domino anche l'euro, perché vedete il punto è questo: se io faccio saltare l'euro per colpa della Grecia, dirò che è colpa della Grecia, poi dirò che adesso bisogna raccogliere i cocci, no? Per cui è saltato l'euro, adesso avete voluto voi uscire dall'euro, adesso dovete pagare le cose, eccetera, eccetera. Altra speculazione. Perché il tema vero dell'euro è che bisognerebbe che mettere nella testa delle persone che non è solo il problema euro o lira, ma è chi è il proprietario della moneta, perché noi di fatto abbiamo una moneta presa in prestito da una banca centrale privata, che è la BCE, e che la dà agli stati, perché sennò che ragione ci sarebbe che uno stato sovrano come la Grecia deve aspettare che Draghi gli dia i soldi? Cioè, non c'è una ragione, perché lo Stato è un popolo stanziato su un territorio che si dà una giurisdizione e una moneta. Noi siamo un popolo, siamo stanziati su un territorio che fa acqua da tutte le parti. Vogliamo aprire il caso immigrazione, lo possiamo aprire e parlarne a lungo, ma già ne parlate abbastanza. È stanziato su un territorio che fa acqua da tutte le parti, che si ha una giurisdizione, che in realtà la giurisdizione la fanno a Bruxelles, e una moneta che emette una banca privata. Ma dov'è lo Stato? Sono le istituzioni relitto. È proprio relitto nel vero senso della parola. Cioè c'è l'involucro, ma dentro non c'è più niente. C'è l'inno nazionale, anche modificato ormai, ma dentro non c'è più niente. Sì, dentro non c'è più nulla. Ma su questo bisogna davvero, grazie a, no, si chiama Radio Padania Libera, giusto? Mi sembra. Ecco, grazie a chi liberamente fa informazione, bisogna trasmettere questo davvero ai cittadini e alle persone, perché il vero dato che ci sarà, il rischio vero che ci sarà, ad esempio rispetto alle regionali, è l'astensionismo, che rischia di essere il vero grande partito, perché la gente si è rotta le palle, scusate il francese, cioè si è rotta le scatole, perché cominciano a dire tanto sono tutti uguali, tanto non si può fare niente, poi se andrà lì chissà se glielo faranno fare. Quindi pensa qual è il leitmotiv che c'è nella testa della gente, cioè che la gente vota, poi se vai lì chissà se te lo faranno fare. Quindi si parla si immagina una spectra mondiale che dice chissà se te lo faranno fare. Ma se noi invece di essere, diciamo, concentrati a pensare che c'è qualcuno che tira i fili, ce li tagliassimo questi fili e ci comportassimo anziché da burattini, da uomini veri, e non come tanti Pinocchi che allungano il naso perché si dicono le bugie, perché sapete che Pinocchio allunga il naso perché mente a se stesso in realtà, no? Ecco, e ci cominciassimo ad accorgere di come stanno le cose. Dobbiamo dirlo al nostro vicino di casa, dobbiamo dirlo al nostro collega di lavoro, dobbiamo dirlo al nostro familiare, dobbiamo informare le persone senza convincerle, dicendo ma guarda è così, cioè vai a vedere, leggi perché c'è tutto scritto, è tutto scritto. Allora questa situazione insieme, cioè Grecia, situazione del pronunciamento UE riguardo il reverse charge e l'IVA, la situazione delle pensioni, quindi la sentenza Fornero, insieme questo cocktail rischia di essere veramente un cocktail mortale, perché ragazzi siamo a un punto in cui i dati sono tutti in negativo, altro che la propaganda che fa Renzi cercando di buttare un po' acqua sul fuoco. Qua la situazione è sotto gli occhi di tutti, continua disoccupazione, i negozianti chiudono, 550.000 posti di lavoro persi nel settore del commercio e dell'artigianato. Alla fine com'è che risponderemo? Come risponde tendenzialmente Renzi, cercando di dare un po' l'assistenza a tutti, ma questa assistenza qualcuno la sta pagando. E come la stiamo pagando? La stiamo pagando o con le imposte o con il debito. E quindi un sistema che è destinato a un debito perenne, perché è chiaro che se io non ho la moneta, la devo chiedere in prestito, sarò sempre in debito. Quindi anche questa storia del debito pubblico è una presa in giro. È chiaro che noi abbiamo un sistema monetario a debito.
d'accordo? Quindi questo è un po' per dare un'idea dell'incardinamento generale. Ecco, questa è la situazione che è sconfortante da un certo punto di vista, ma che a quanto pare sta per prendere un crinale che sia uno. Questa, se volete, è la buona notizia, no? Io me lo auguro, dipende dalla capacità di reazione degli italiani, perché se come ripeto, questo possiamo anche chiudere. Però bisognerebbe riuscire a far ritornare la fiducia, se non altro perché se uno smette di partecipare, io dico uno dei motti è: se non fai politica, la politica te la fanno addosso, letteralmente. Quindi non è che dicendo non me ne occupo, non mi impegno, non vado, tanto sono tutti uguali, vuol dire che sei salvo. No, non vuol dire assolutamente che sei salvo. Se hai una minima speranza è perché fai sentire la tua voce. Questa legge elettorale, l'Italicum, e generalmente le leggi elettorali, ad esempio, penalizzano un certo elettorato, lo sappiamo tutti, perché un certo elettorato, se tu gli fai la data delle elezioni, un'unica domenica, che magari c'è il sole, il 31 maggio, nel ponte, eccetera, no? È un certo elettorato che in qualche modo, non essendo truppa cammellata, magari dice: ma sì, me ne vado al mare. Ecco, però bisognerebbe che anche questo elettorato cambiasse un po' di consapevolezza, perché non è che possiamo pensare che di là ci sono quelli che comunque vanno a tutti i costi e di qua no. Allora anche di qua ci si faccia sentire, perché poi alla fine contano i voti, per cui se si va a votare c'è una speranza. Questo riguarda anche l'Italicum, perché con la legge che è stata fatta veramente qui si apre una stagione che rischia di essere quella che io chiamo la renzicrazia. Quindi questo è assolutamente un dato che va preso in considerazione. Quindi non lamentiamoci e non assolviamoci dicendo tanto sono tutti uguali, che questo non serve a niente. Quando noi parliamo dei politici dobbiamo immaginare che le cose negative che vediamo nei politici, ci guardiamo allo specchio e dobbiamo immaginare che i politici poi li esprimiamo noi. Quindi se cambiamo noi, cambiano anche i politici. Alziamo un po' il livello di coscienza, se no altrimenti qua veramente non cambia niente. Ecco, riguardo anche all'astensione, che è il grande tema e il grande convitato di pietra, ci sono dei numeri, no, che fanno riflettere, perché se noi guardiamo le percentuali dei sondaggi oggi, diciamo il Partito Democratico al 34%, Forza Italia è al 20%, la Lega è al 15%, Grillo anche lui al 20%, ma se questa percentuale noi la usiamo contando anche gli astenuti, ma che hanno diritto di voto, tutte queste percentuali si dimezzano. Sì. Quindi Renzi sta governando sempre tenendo buoni i sondaggi, con tutte le pinze del caso, col 15% reale. È assolutamente vero, e lui non può crescere. Tutti gli altri potrebbero crescere. In primis la Lega, Salvini, noi con Salvini, insomma quello che stiamo facendo noi come progetto politico. E infatti la nostra sfida è quella di portare a votare quell'elettorato che si è disamorato, disaffezionato dalla politica. Invece è lì che noi dobbiamo impegnarci cercando di fare il massimo a livello di esempio, perché poi è sempre l'esempio quello che conta. Mi sembra che, insomma, per quanto sta facendo anche il buon Matteo Salvini, correndo su e giù per l'Italia, non lesinandosi, non risparmiandosi, un esempio almeno di volersi impegnare concretamente c'è. Certo, poi i margini di manovra per chi sta all'opposizione sono limitati, però l'impegno va premiato comunque. E, ripeto, quello è il nostro bacino, la nostra forza. Quando mi dicono: beh, ma come fate ad essere l'alternativa a Renzi, perché Renzi c'è al 37%? Proprio una delle ragioni è questa, perché abbiamo tutto dall'altra parte un gruppo e un settore di elettori che comunque non potranno mai andare da Renzi, perché Renzi quello che ha preso ormai l'ha preso, e invece di là c'è una grande opportunità di riscossa e di rivalsa, se si vuole davvero cambiare il paese, e lo si può cambiare, perché poi alla fine dipende dai cittadini. Ecco, poterlo fare, ma non basta dire no. Questo è un punto, no? Non si può fare un'opposizione che solo vaffanculo e no a tutto. Assolutamente. Perché questa abbiamo anche già trattato, è un modo di fare molto isterico, no? Che ci sta come reazione immunitaria. Quando ci sono, diciamo, degli alti livelli di corruzione è normale e giusto quasi che ci sia una reazione immunitaria, ma la reazione immunitaria non è la cura. Assolutamente, se no diventa autoimmune il problema, no? Nel senso che poi gli anticorpi uccidono te stesso, quindi questo è il rischio, no? Il rischio delle reazioni immunitarie, come le hai chiamate tu, è che poi gli anticorpi, oltre a uccidere il virus, uccidono l'organismo stesso.
Quindi bisogna stare attenti a misurare quella che viene chiamata la rabbia, quella che viene chiamata questo atteggiamento reattivo, viscerale, che pure è giustificato da certi atteggiamenti che ovviamente i media enfatizzano, perché poi che interesse ha il media di fatto, no? Perché il media interessa al divide et impera, lo scontro, no? Quindi le trasmissioni hanno tanto ascolto quando ci sono due che litigano, non quando ci sono due che si confrontano, che approfondiscono, che cercano di trovare una quadra e un'armonia. E questo dovrebbe farci riflettere, perché alla fine quei dati siamo noi. Cioè, perché noi preferiamo vedere una trasmissione dove ci sono due che si scannano, anziché ascoltare una trasmissione dove ci sono due che pacatamente cercano invece di trovare una sintesi comune e una risoluzione ai problemi dei cittadini italiani? Domanda da fare a noi. È chiaro che poi il media cosa fa? Tende a creare le parti contrapposte, per cui se Salvini va in televisione non è che si ascolta che Salvini sta dicendo alcune cose, quando mi dice ma Salvini dice cose, no, dice cose che se tu le sterilizzi dal contesto sono assolutamente di buon senso. Quindi non c'è un problema, dici ma Salvini, ma l'interesse del media qual è? È creare il razzista e l'antirazzista, quello delle tasse, quello contro le tasse, quello neri contro bianchi, grassi contro magri, cattivi contro buoni, e questo non porta ovviamente da nessuna parte, se non a una paralisi generale del sistema di cui poi fanno le spese e ne hanno poi le gravi conseguenze alla fine gli spettatori che siamo noi, perché poi alla fine il conto arriva poi nel termine spettatore abbiamo già detto tutto, no? Certo, spettatore è colui che passivamente si becca lo spettacolo e ciao e arrivederci. Qua il problema è veramente, ripeto, un livello di coscienza maggiore e di partecipazione. Einaudi diceva conoscere per deliberare, io aggiungo sì, conoscere per deliberare, ma soprattutto conoscere se stessi, perché poi la giustificazione che noi diamo e la soluzione che cerchiamo verso noi stessi è quella che non concediamo poi ai politici, ma è anche quella che ci porta nel baratro, perché di fatto dobbiamo insistere su questo concetto. Ecco, c'è un po' una pigrizia mentale, no, in questo paese che è un po' di tutte le fazioni, ma penso di poter dire, senza passare per insomma il partigiano di Radio Padania Libera, se la identifico maggiormente nel pubblico della cosiddetta sinistra, per una evoluzione storica che li ha portati dal PC al PD, quindi da un'ideologia molto forte e rigida, come se avessero un pacchetto di opinioni che prendi in blocco, dove non c'è solo il partito che voti, c'è anche la musica che va bene ascoltare, i libri che va bene leggere, i film che bisogna assolutamente vedere e le cose che solo per la loro provenienza sono inaccettabili, e quindi questo si crea poi uno stigma nei confronti, ma non solo della Lega, nei confronti anche di qualsiasi fenomeno nuovo che in qualche modo riesce a imporsi stravolgendo i canali classici. Detto questo, che secondo me è una fotografia abbastanza spietata di una buona parte di persone che conosciamo, come si fa a spacchettarli? Beh, di fatto li si spacchetta avendo consapevolezza e chiarezza di quello che si vuole. Perché il punto è sempre questo: quando io non voglio qualcosa, va bene, d'accordo, devo sapere che cosa voglio, cioè qual è l'alternativa che io pongo in essere, senza preoccuparmi di un giudizio, perché tendenzialmente sapete che noi funzioniamo molto riguardo il condizionamento che subiamo dal famoso giudizio altrui. Gli altri non esistono, io più volte lo dico, nel senso che nessuno l'ha mai incontrati, e quindi sono solo lo specchio delle nostre paure, sono lo specchio dei nostri limiti. Allora, se io non entro in quella dinamica, non ho più paura di dire ma se ascolto questa musica o se non l'ascolto, se faccio così o non faccio così, sono etichettato o non sono etichettato, nel bene e nel male, ovunque mi trovi nelle due fazioni. Io sono ciò che voglio essere, e questo è un grande segno di consapevolezza. Però e di civiltà. È un lavoro molto faticoso, mentre prendersi il pacchetto è molto più comodo. Certo, ma infatti noi sappiamo che è molto più comodo essere addormentati piuttosto che essere svegli, è molto più comodo essere schiavi piuttosto che essere liberi. Del resto, visto che parlavo di Pinocchio, sapete bene che quando Pinocchio andò davanti a Mangiafuoco con il rischio di essere ucciso, cercando di perorare la causa dei suoi amici nel circo, no, gridando tu devi lasciarli liberi, perché loro si lamentavano, lui era rimasto commosso da tutto questo, ha rischiato di essere ucciso. Allora Mangiafuoco gli dice va bene, allora i tuoi amici sono liberi. Lui corre dai suoi amici così pieno di gaudio nel cuore,
no, degli altri burattini, gli dice siete liberi, e lui dice no, ma Pinocchio, cosa hai capito? Noi alla fine stiamo bene qui, un piatto di minestra ce l'abbiamo, un tetto sulla testa ce l'abbiamo, se vuoi andare vai pure tu. E quello ha rischiato di morire, capito? Questo capito? Bisogna ben che lo sappiamo, no? E io dico sempre che alla fine il popolo in piazza ha scelto Barabba, non ha scelto Gesù. Quindi facciamoci delle critiche con le primarie, esatto, senza. Allora, al di là del sorriso, io volevo ancora dedicare 5 minuti proprio per la serie di immaginare una contronormalità a quella che ci vogliono in qualche misura imporre come normalità. Un po' di tempo fa ci eravamo anche sentiti per telefono, ma l'avevamo solo abbozzata. Abolita la riforma Fornero, c'è un'idea che mettiamo sul piatto qui a Radio Padania con Armando Siri, che non è la verità assoluta, ma è un'idea di una riforma di pensioni che si può fare domani mattina. Certo. Ovviamente è un'idea aperta a tutti i miglioramenti, però è già un qualcosa da dire non siete solo contro la riforma Fornero, voi abbiamo anche un'idea alternativa. Qual è? Allora, intanto bisogna separare due cose, che ci sono idee che riguardano le situazioni in essere, quindi la garanzia dei diritti dei pensionati e quindi coloro i quali soprattutto sono stati ingiustamente esclusi dai loro diritti da parte della legge Fornero, che è un'attività legislativa di cui parlavo prima, di cui il gruppo Lega Nord si è fatto carico in Parlamento, la famosa quota 100, eccetera, eccetera. Altra cosa invece è la proposta che io ho elaborato e che stiamo elaborando, che riguarda invece i giovani, perché noi dobbiamo pensare che è vero, dobbiamo garantire i diritti a quelli che li hanno ormai acquisiti e che è giusto che, come dire, gli vengano riconosciuti, ma dobbiamo anche pensare al futuro delle nuove generazioni. Allora, l'idea sul piatto che c'è è ambivalente, perché da una parte garantisce l'assegno di pensione a tutti coloro che hanno un'anzianità contributiva fino a 10 anni, quindi stiamo parlando, e lo dico in radio perché sennò poi si creano confusioni, eccetera, stiamo parlando che questa riforma riguarda soltanto i giovani che hanno almeno 10 anni di contributi, e vuole praticamente così, che il contributo da parte del datore di lavoro sia unico per tutti a 5.000 euro, per prendere poi una pensione unica per tutti a 1.000 euro. Il differenziale eventuale rispetto all'attuale retribuzione viene dato direttamente in busta paga. Il concetto è: mentre lavori sei un po' più ricco e quindi ti gestisci un pochino la tua economia, di fatto comunque io ti garantisco che 1.000 euro, rivalutati ovviamente per effetto dell'inflazione, eccetera, il potere d'acquisto, li avrai comunque quando andrai in pensione. Quindi, come dire, patti chiari, amicizia lunga, è tutto molto chiaro. Questo ha l'effetto di garantire comunque a colui il quale sta lavorando di avere un po' più di ricchezza, avere la certezza di avere comunque un emolumento quando andrà in pensione, ma soprattutto al datore di lavoro di poter destinare una parte del risparmio alle nuove assunzioni, perché anche questo è un tema, cioè il famoso cuneo fiscale e quanto incide, diciamo, il costo contributivo in Italia è veramente molto alto, che insieme alla pressione fiscale fa sì che ad esempio ci sia un sacco di gente che delocalizza, no? La famosa delocalizzazione, che vuol dire togliere risorse al prodotto interno lordo del nostro paese. Ecco, questa proposta, che poi approfondiremo nella parte finale di Rebelot, però negli ultimi 2 minuti che ci rimangono, si può intuire una cosa che è culturalmente inversa a quella proposta che sta prendendo piede, che invece è il salario minimo garantito. C'è un'impostazione culturale opposta? O è una sì, è un'impostazione culturale opposta. Io personalmente sono contrario a ogni forma di elemosina, perché l'elemosina è un modo per rendere schiavi gli individui, cioè tu dipendi da me perché io ti elargisco un'elemosina, e questo cosa vuol dire? Che smonto ogni tuo senso critico, naturalmente, perché tu alla fine prendi il tuo, non fai niente, e io smonto di conseguenza ogni tuo senso critico, ogni tua partecipazione attiva. Io non voglio l'elemosina di Stato, ma voglio uno Stato che garantisca la possibilità di esprimere il mio talento, di poter avere un lavoro, di poter avere soddisfazione economica, di poter essere anche ricco se voglio essere ricco, di avere uno Stato che non mi mette i bastoni tra le ruote, che mi dà l'opportunità di esprimermi a pieno, non che mi dà un'elemosina per anestetizzarmi e cloroformizzarmi in modo tale che stia buono e che così mi può dominare. Ecco, questo proprio per me è un concetto fondamentale di differenza assoluta tra, no? È un sintomo anche di libertà, è un po' come la cultura, la battaglia che si faceva sulla cultura. No, cioè, la cultura è anche libertà. E quindi il lavoro è anche libertà, cioè la possibilità anche di esprimermi, di potermi, come dire, cimentare con quello che mi piace
e realizzare da quello che mi piace una giusta ricompensa economica. E aggiungo e finisco, quello che mi piace perché oggi il lavoro, molti giovani, soprattutto perché subiscono il condizionamento poi anche delle famiglie, eccetera, eccetera, si accontentano di un lavoro. E questo è un altro grande dramma, perché il soddisfacimento, il grado di soddisfacimento dal mio lavoro è sempre meno. E quindi la gente si trascina al lavoro. E questo è un male, perché se io faccio un lavoro che non mi piace, mi ammalo prima o poi. E se lo faccio solo per portarmi a casa qualcosa, non sono soddisfatto. Aumento il mio grado di frustrazione, di nevrosi, no? E quindi non vivo c'è bene. Una dissociazione pericolosissima. Certo, infatti c'è pieno di gente che sappiamo, inutile che ce lo diciamo, qua siamo abbastanza liberi, no? C'è un sacco di gente che fa uso di droghe, fa uso di stupefacenti, fa uso di psicofarmaci. Ma ragazzi, perché? Perché io poi a un certo punto sono costretto a fare qualcosa che non mi piace, faccio una vita che non mi piace, sono depresso, ho un governo che non mi piace, una situazione che non mi piace, un cocktail mortale. Per cui ribelliamoci a questo stato di cose, riappropriamoci della nostra vita, della nostra esistenza. Allora, amigos da casa, adesso abbiamo una breve pausa pubblicitaria, nel frattempo noi andiamo a farci un Cuba Libre con un po' di Prozac, perché e quindi vi consiglio questo cocktail anche a casa. No, non è vero, non prendetevi in parola. 3 secondi per andare in pubblicità, andare al GR e poi di nuovo con Armando Sire e Lorenzo Astolfi per chiudere la puntata di Rebelot. A tra poco. Nell'universo dei prodotti per animali c'è un grande pianeta da scoprire. È Arca Planet. Cibo, accessori e un cuore grandissimo.